Mentre il governo appena insediato si inizia a lavorare per affrontare temi caldi nel paese, dalle pensioni alla questione migranti, arriva un messaggio anche da parte dei comuni, negli ultimi tempi decisamente penalizzati da tagli pesanti che li hanno visti costretti a ridurre molti servizi spesso essenziali alla cittadinanza. Ci sono alcuni ministri, 3, che provengono dalla nostra regione. Mi pare che la più grande aspettativa sia quella sui temi dell'autonomia, e qui parlo come Presidente, e di attenzione verso i comuni, che non ci siano ulteriori tagli. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare, perché il contratto di governo è molto impegnativo e il timore che c'è tra i comuni del Veneto è che poi non si decida di andare a bloccare, congelare o tagliare risorse ad enti che sono già in grossa difficoltà e che hanno solo bisogno di riprendere a poter lavorare con serenità. Pavanello si dice fiduciosa nell'operato del nuovo governo, non resta che attendere di vedere se ci saranno realmente buone notizie per i comuni.